Bene raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Allora, oggi mi è arrivata un po' di roba, e allora la vediamo insieme e niente, però mi aspettavo un altro pacco, quindi non faccio l'unboxing perché sono rimasto di merda quando l'ho aperto, l'ho convinto di tutt'altro, vabbè, pazienza. Allora, qua siamo nel reparto DC, eccoci qua. E qua avevo già una statuina, questa l'avevo già, del Joker, eccola qua, fatta molto bene, perfetta. È arrivata, però questa è già qua, quella di Poison Ivy, perché avevano una leggera scheggiatura, ma l'ho pagate da 15 euro, 2 euro l'uno, arrivano dalla Germania, sinceramente, non si vede niente, sono riuscito a incollarle ed è perfetta. Ok, poi vediamo cosa è arrivato. Primo personaggino. Eccolo qua. Il pinguino, guardatelo che bello. Eccolo qua. Quindi il pinguino è arrivato. Poi è arrivato Ra's al Ghul, personaggio bellissimo, poi vabbè, nel primo Batman della trilogia di Nolan, interpretato da Liam Neeson, ciao fioi. Poi abbiamo la meravigliosa Catwoman, la bella Selina, eccoci qua. E poi abbiamo The Boss, eccoci qua, Batman, eccoli qua, così da completare. Qua sinceramente non so, non ho molte altre cose da prendere, adesso vediamo se li voglio mettere bene in ordine e poi continuiamo il video. Ok raga, eccoli qua, intanto li ho messi così. Adesso chiaramente devo prendere due facce, sicuramente l'enigmista, questi al 100%, eccoli qua. Chiaramente, ripeto, non mi soffermo sui popoli, li state già un po' intravedendo, ma quelli li vediamo, sarà una collezione, cioè un video a parte ovviamente. Quindi, ecco, questo diciamo è il paccotto di Batman, ecco, dei personaggini che avevo preso, ripeto, strascontati a 2 euro, sempre sul sito dell'Eagle Moss, che ha tanta bella roba anche della Marvel, di Harry Potter. Qua invece siamo sul reparto Harry Potter. Allora, diciamo, le statuine mi sono arrivate prima ancora di cominciare a pensare di fare video e altre cose, quindi vabbè, insomma, qua abbiamo Lord Voldemort, Draco Malfoy, e qua abbiamo Piton, il nostro allenatore zero, ed Harry, devono arrivare altre statuine. Però volevo soffermarmi su due robe che sono arrivate oggi. Eccola qua, il boccino d'oro e soprattutto la coppa del torneo Tre Maghi che si illumina, veramente bella. Una super figata che adesso voglio anche vedere al buio se rende un pochino. Intanto vediamo la sedia, tanta roba, scusate, la sedia qua oltre ad essere comoda, me la consiglio, guardate l'effetto che fa al buio, me la godo. Vediamo un po' se riesco a far vedere un attimo. Allora, cioè comunque illumina ragazzi, adesso qua non si vedrà molto, però ha il suo perché, diciamo. Adesso vediamo con la bacheca, cioè dal vivo è bello, è chiaro che così con questa videocamera qua magari non è semplice a rendere l'idea, però dai, te la godi insomma. Adesso ripremo tutto. Dopo volevo fare un bel unboxing con il pezzo forte, ma niente da fare, purtroppo non è arrivato. Eccoci qua. E qua possiamo vedere, ecco, con la bacheca chiusa. Come ripeto sempre, i pop è una cosa che invece voglio, come si dice, mostrare a parte, quindi intanto qualcosa avete visto, ma eccoci qua. Rivediamo un attimo. Avevo fatto bene, cioè dal vivo poi rende veramente molto. Adesso deve arrivare, posso già fare un piccolo spoiler, sicuramente Ron e Hermione, ma sto cercando altri pezzi, tra cui uno che è abbastanza raro, spero di trovarlo. Ecco. Qua invece vi posso fare una piccola anticipazione di una collezione che sto iniziando e che quando arriveranno i numeri nuovi farò vedere tutti i numeri in arrivo. Sono 80 previste, però sono 165 in totale, io le voglio tutte, quindi insomma non sono poche, però ecco, sono fatte molto bene, cioè per il prezzo, insomma per 15 euro l'una
mi assicuro che sono fatte benissimo. Dopo è chiaro, so che ci sono le Hot Toys, quelle robe là che costano 400-500 euro, che sono perfette, ma voglio dire, grazie al cazzo, cioè costano anche 400 euro, quella che costa di meno. Aspetta, illuminiamo un attimo. Ecco. Eccoci qua. Cioè, per il prezzo veramente sono fatte da Dio. Niente, poi qua volevo mettere dei fumetti in sfondo, cioè così da renderlo tutto più bello. E così, insomma, ragazzi, quindi questa è una piccola anteprima della collezione nuova che sta cominciando il cume. Bene, nel prossimo video si arrivano i 2 pop fondamentali, volevo far vedere intanto la collezione di pop, che poi sempre aggiornerò man mano che ne arrivano di nuovi. E niente, ci salutiamo così con la DC e con Batman. Apriamo. Mi sono soddisfatto, sono pezzi veramente fatti bene. Poi ripeto, 2 euro l'uno, solo il gioco l'ho pagato un po' di più perché l'ho preso in un negozio, però sono fatti veramente bene anche al tatto, proprio sono belli pesanti, spaccano di brutto. Raga, un saluto dal Cumendone veneziano e vi ringrazio che comunque mi state seguendo nonostante insomma non caricavo da un anno su cose molto diverse dal gameplay, che comunque forse qualche direttina la facciamo, magari vediamo, insomma stiamo valutando. Un saluto dal Cumendone veneziano, ciao!